Con un minuto di silenzio la piazza di Creazzo ha accolto l'arrivo della salma di Elisa Spadavecchia, l'ex docente del liceo Quadri, travolta e uccisa da una ruspa sulla spiaggia a Pinarella di Cervia. Le serrande dei negozi abbassate, le bandiere a mezz'asta dal mattino e tanta la commozione palpabile. Ad accogliere la bara ricoperta da rose rosse il marito Giovanni Sfregola, ufficiale dei carabinieri in congedo, ex comandante provinciale, con la figlia Adriana. Daniela, l'altra figlia invece, neomamma trasferita a Londra, non è potuta arrivare, ma ha voluto far giungere un commovente messaggio. Come mi hai spesso detto, i figli vengono prima di qualunque altra cosa. Mammuzza, grazie di tutto l'amore che ci hai dato e dei sacrifici che hai fatto per noi. Non avrei potuto avere un esempio migliore del tipo di madre che voglio essere per mio figlio. Con amore, tua figlia Daniela. La comunità ha accolto con un caloroso abbraccio ideale Elisa, l'ex professoressa in pensione di 66 anni, che originaria di Molfetta risiedeva da anni nel Vicentino e si prodigava verso gli altri. La donna infatti con tanta generosità si era inserita in numerose associazioni di volontariato, come ha ricordato il parroco Don Francesco Frigo nella sua omelia. Per Elisa il fare del bene agli altri è stata la sua missione. La sua fede è vissuta non qui in chiesa, ma nel paese, nell'ambiente scolastico, nella piscina, nella palestra, dove si trovava. In tanti hanno voluto ricordare pubblicamente la grande generosità e gentilezza di Elisa, le amiche di Lecce e i colleghi insegnanti. Ciao amica, mamma, moglie, nonna speciale, un giorno ci ritroveremo. Grazie ancora per quanto ci hai dato e hai dato ai nostri ragazzi e ragazze del liceo Quadri. Presente anche una delegazione del comune di Cervia, il prefetto di Vicenza e il comandante provinciale dei carabinieri, tanti colleghi del marito Giovanni che hanno voluto essere vicini oggi. La vicinanza dell'affetto e della solidarietà che mi è stata manifestata, di questo non avendo possibilità di conoscere tutti quanti, voglio ringraziare pubblicamente perché per me è stato un motivo di conforto e per sentirmi meno solo. Grazie.